Ha preso il via da Portogruaro, uno degli 11 comuni coinvolti da un progetto finanziato dalla Regione Veneto, il festival Si riparte, la parola ai giovani. Rivolta agli studenti delle scuole superiori fra i 14 e i 20 anni, è un'iniziativa tesa a promuovere la socialità sana messa in crisi dalla pandemia. Una sfida tra gruppi delle varie zone, con un incentivo in denaro, ma di sfondo una profonda azione educativa. Si sono costituite 7 squadre che si sfideranno su temi diversi, dalla cultura al pensare la loro città, al raccontare come è stata l'esperienza del Covid, fino ad arrivare anche a riflettere sulla dimensione finanziaria, perché gli 11 comuni hanno voluto mettere a disposizione un premio in denaro ai ragazzi, per cui le prime 3 squadre classificate riceveranno un premio che dovranno decidere come utilizzare, e quindi la sfida per loro sarà anche individuare un buon uso di questi soldi. Sandro Di Piave invece riprende le domeniche ecologiche, un impegno obbligatorio che viene però colto dall'amministrazione per associare una serie di iniziative di varie associazioni per condividere conoscenze e impegno delle sfide che la protezione dell'ambiente pongono ogni giorno. L'iniziativa dei comuni ecoattivi, per la quale invito a scaricare l'app che è stata predisposta, dà la possibilità di acquisire dei punti grazie a comportamenti virtuosi che vengono acquisiti dalle persone sul tema dei rifiuti, della mobilità, anche con dei quiz. Tutto questo consente poi di trasformare i punti in euro spendibili all'interno del distretto urbano del commercio. È un'iniziativa che pure usa il pretesto appunto della possibilità di pagarsi un caffè o una pizza o acquistare un biglietto del cinema per far riflettere sulla nostra attività di tutti i giorni e sugli stili di vita.